Amici di Sport Sicily, buonasera da Ludovico Campuso per un'altra giornata del campionato di Serie C1 Girone A. Abbiamo Athletic Palermo in casa contro lo Sporting Alcamo, calcio d'angolo, il secondo di questo incontro di oggi. Ancora calcio d'angolo Sporting Alcamo, palla a palombella ad alzarsi, Mazzola! Il tiro libero a favore della squadra che lo subisce. Intanto attenzione, restiva occasione, Giuliano di prima, Tuzzolino! Siamo di fatto ai primissimi minuti di gioco, dovremmo essere quasi ai 10. Restivo, lo scambio, Giuliano, Restivo in aria, Restivo! E trova il gol! L'Athletic Palermo ha segnato il nuovo acquisto. Restivo, Vincenzo, 1-0. Pressione alta di Tuzzolino. Il portiere esce benissimo, grande lettura ancora dello Sporting Alcamo, che può andare al tiro! Trovano un gol stupendo, 1-1. Mossa le orecchie al pubblico, grande gol di Ramiro Caresani, 1-1. Tuzzolino indeciso qui sul pallone, si prova a andarci, Imperato che la tiene, palla in mezzo interessante, e il pallonetto qui Hernandez stava inventando la magia. Tuzzolino prova a puntare ancora, va via Tuzzolino, adesso sinistro. Tuzzolino col sinistro, la palla interessante. Ora Finazzo, lo scambio, Finazzo in mezzo, Finazzo, e trova il gol, Salvatore Finazzo per lo Sporting Alcamo. Salvatore Finazzo ed è 2-1. Ci sono un po' di proteste, palla battuta Giuliano, palleggio, tiro, deviazione di Marco Tabita! E trova il gol, il tapin vincente, ed è 2-2 Marco Tabita. Lo bianco può partire l'Athletic Palermo con Giuliano. Sull'altro lato Tuzzolino, Giuliano preferisce puntare, Giuliano doppio passo, Giuliano sul destro, Giuliano! Sibila il palo, Hernandez, Tuzzolino, intravaglia ancora. Tuzzolino si ferma alla finta, sul sinistro Tuzzolino! Che bel gol! Pam! Tuzzolino 3-2. Casso Giovanni, Imperato, protegge col fisico, usa la palla in mezzo! E c'è il gol dello Sporting Alcamo e subito pareggia il resto conto, e c'è l'esultanza di Casso Giovanni, dedica speciale. Tutto regolare, ancora Sporting Alcamo, Finazzo. Tuzzolino recupera il pallone per un attimo, Castro Giovanni può allungarsi e tirare, la deviazione di Restivo, fortunato qui Vincenzo Restivo, ed è il gol dello Sporting Alcamo che va sotto ad esultare, 4-3. Athletic Palermo, Tuzzolino col sinistro lo apre e lo spara, purtroppo viene respinta da Delgado, la palla interessante di Imperato a memoria per Hernandez, occasionissima dello Sporting Alcamo. Vengono scanditi i secondi, 2, siamo a 3. Tuzzolino in mezzo! Intravaglia! Trova il gol Salvatore Intravaglia. E l'abbraccio con Mister Miosi. Ed è subito 4-4. Ancora Caresani per Casso Giovanni. Casso Giovanni contro Giuliano. Giuliano in pressione. Braccia larghe, tutto regolare. Gandolfo può giocare. Athletic Palermo in contropiede. Gandolfo col sinistro, deviazione di Caresani. Hernandez. Casso Giovanni. Caresani. Hernandez, Tabita prova l'anticipo, Parrino per il tiro, trova il gol Vincenzo Parrino, trova il gol ed è 4-5 adesso. Barriera sfalsata intanto per lo Sporting Alcamo. Tuzzolino dietro Caresani. Tuzzolino esce dalla pressione, il tiro, deviazione, il gol di Giuliano e il gol chissà, forse viene dato a Giuliano. E comunque 5-5, partita al cardiopalma davvero. Ora Sporting Alcamo che va, Caresani, Casso Giovanni, Parrino trova il gol, subito il tiro, Sibila e il palo. Vogliono più velocità, tanto Caresani, Delgado, la palla sulla laterale in mezzo, Imperato la manca e va allo Sporting Alcamo. L'ultimo tocco è di Hernandez ed è finita
Un pareggio importantissimo ottenuto dal Tennis Club Palermo con un'ottima squadra che è lo Sporting Alcamo.